Le previsioni sono di una battaglia durissima. Certamente la necessità di rispettare la legge, però abbiamo bisogno di una situazione di normalità. Non si può non tener conto della situazione di disagio sociale. E far uscire dalla casa uno per far entrare l'altro, comunque avremo qualcuno che è senza casa e qualcuno che deve andare a finire per la strada. Quindi io credo che prima di impostare una politica di rigore di questo tipo, nel pieno rispetto della legge, va impostata una politica che consenta di costruire nuovi alloggi e metterli a disposizione. Perché se non facciamo questo, alla fine, noi il problema avremo sostituito i soggetti che non hanno la casa, ma di fatto avremo sempre gli stessi soggetti che non hanno casa. Allora, una politica seria è quella politica che investe sulle fasce sociali più deboli del paese, che sono quelle che soffrono di più in questo momento. Quando noi parlavamo degli 80 euro, gli 80 euro dati giustamente a chi ha lo stipendio più basso, tralasciano totalmente intere categorie. Non a caso oggi, per esempio, le citava all'inizio, le voglio citare anche noi, visto che fanno tutti gli assegni, va di moda, abbiamo fatto noi anche il nostro, perché ci sono 4 milioni e mezzo di partite IVA, che non sono partite IVA vere, cioè non sono in piccole e medie imprese, sono soggetti dipendenti mascherati, sono giovani che tutti per lavorare aprono una partita IVA perché non li assumono. Bene, allora noi abbiamo detto, diamo a ognuno di questi, sono totalmente abbandonati, non hanno alcun diritto, diamo a loro 100 euro al mese, così come abbiamo dato... Solo che i vostri non sono veri. No, i nostri sono verissimi. No, ma aspetta, non sono veri nel senso che non glieli state dando per davvero... No, glieli diamo, e attenzione. No, aspetti, non illuda, non illuda. Non voglio illudere, mi scusi, do la risposta, Noi diciamo dove sono i soldi. No, nel senso che il Movimento 5 Stelle li ha presi i soldi dal proprio stipendio e li ha messi in un fondo. Questi non sono soldi nella vostra disponibilità. Il Movimento 5 Stelle non insegna a nessuno. Anche noi dell'Italia dei Valori abbiamo rinunciato a 1.800.000 euro di finanziamento pubblico. Proprio ieri è stata inaugurata a Finale Emilia una scuola grazie ai nostri contributi. Quindi non è quello, li abbiamo dati i soldi veri. Ma anche questi sono veri. Perché noi diciamo esattamente dove sono. Ci sono sul Fondo Unico Giustizia contanti e titoli di Stato confiscati alla mafia per 2 miliardi e 300 milioni di euro. Sono lì depositati da tempo, non vengono toccati. Però allora, appunto ammetterà che non sono quindi nella vostra disponibilità. No, cioè noi non stiamo governando, voglio ricordare che non stiamo governando. Però lei dice gli do 100 euro, non illuda, non illuda. No, non è che non illudo. Certo, se il governo ritiene di non prendere i soldi confiscati alla mafia per darli alle partite IVA che non sanno come andare avanti, e allora se ne assuma la responsabilità. Io credo che la soluzione migliore di utilizzo dei soldi confiscati alla mafia è quello di prenderli e investirli su chi sta cercando di costruirsi un futuro. Sono 2 miliardi e 300 milioni di euro. Ancora oggi nessuno è riuscito a spiegarmi per quale motivo non vengono utilizzati. Noi abbiamo dato i fondi dove sono, abbiamo detto dove sono, e allora diciamo che ipoteticamente voi fareste questo assegno. Esattamente, bisogna vedere. Io volevo dire una cosa sulla casa. Cosa decide di fare? Se decide di non utilizzarli come è stato fatto adesso, perché si potevano dare alla polizia, si potevano dare alle forze dell'ordine, potevano a tutti. L'unica cosa che non si doveva fare era lasciarli su quel conto. Bene, sono messi lì, dando un segnale alla mafia straordinario. Cara mafia, ti abbiamo confiscato i soldi, ma stai tranquilla, non li usiamo. Ma che senso ha? Quindi noi provvediamo di utilizzarli e suggeriamo anche un utilizzo che serve a garantire chi è più debole e a mettere in moto l'economia. Chiarissimo.